Ecco, c'è una battuta rispetto per esempio agli asili. Allora, nel nord Europa si dice che il welfare è il migliore amico della donna. In Italia credo si possa dire che la donna è il migliore amico del welfare. E quindi questo dobbiamo ribaltare. E di questo, di conciliazione, ci parla la dottoressa Marina Moro, consultorio Fondaco di Portogruaro. Grazie. Sono grata all'assessore Rette e alla presidente del Sarò Ottimist, dottoressa Evelina Cattabiano, di questo invito che mi permette di portare il contributo del consultorio Fondaco, consultorio familiare Fondaco di Portogruaro, che rappresento, al tema di sensibilizzazione e di azione contro la violenza sulle donne e di valorizzazione del contributo femminile. Mentre le due dirigenti parlavano, io vi confesso che mi chiedevo che cosa ci stavo a fare qua, perché intanto sono meravigliose, hanno parlato e si sente che sono le donne nel mondo del lavoro. E poi hanno affrontato molti dei temi che avevo già pensato io, anche se con un'altra visione, forse anche più teorica di quanto non facciano loro. E allora poi mi sono un po' ricreduta sul mio ruolo. Sono qui a portare delle testimonianze, degli spunti di riflessione, a portare la vita vera, quella di tutti i giorni, quella delle persone comuni, perché al consultorio familiare arrivano le persone comuni, arrivano le persone che hanno delle problematiche. Ora, non sono moltissime le persone che vengono da noi e che abbiano delle problematiche specifiche del lavoro. Le problematiche del lavoro magari hanno altri luoghi a cui fare riferimento, però a volte si assommano ad altre problematiche della famiglia, a problematiche personali e quindi rischiano di far implodere o esplodere la famiglia. E noi siamo un piccolo consultorio, piccolo ma capace di grandi numeri, perché siamo un consultorio animato da soci volontari e che si avvale di specialisti che sono psicologhe, psicoterapeute, consulenti legali, mediatori familiari e altro, pedagogisti e altro, che quindi è a contatto con le problematiche, con le difficoltà con cui quotidianamente si misurano le persone, si misurano le famiglie. E noi siamo un consultorio che è nato proprio per sostenere la persona, la coppia, la famiglia. Nato nell'82, anzi riconosciuto dalla Regione Veneto nell'82 perché era nato per iniziativa di alcuni soci fondatori lungimiranti già nel 79. Ora io avevo preparato una presentazione perché a me piacciono tanto le presentazioni multimediali, ma salterò naturalmente molte delle cose che devo dire, prima perché abbiamo un appuntamento tra un quarto d'ora e quindi perdonatemi se concentro le cose che devo dire. Dunque, vi dicevo, io non sono un economista, non sono una psicologa, non sono neanche una sociologa e porto l'esperienza, porto la vita vissuta. E allora io avevo pensato, perché come è vero, come si diceva poco fa, il problema della conciliazione, dell'armonizzazione tra famiglia e lavoro è un problema non solo, ma principalmente femminile, che riguarda e coinvolge le donne in prima persona. E in tutte noi, se siamo donne lavoratrici, anche se siamo semplicemente casalinghe, l'abbiamo sperimentato. Allora, dicevamo donne e lavoro, questo è il titolo del mio intervento. Difficoltà che incidono sulla famiglia. Data la complessità della realtà contemporanea, data la complessità dei fenomeni sociali, economici e dei loro risvolti sul piano psicologico, non posso pensare di riuscire a dare un quadro generale con questo breve intervento. Vi dicevo, posso dare solo degli spunti.
degli spunti di riflessione su alcune problematiche, dalle quali resta fuori, perché non ne ho esperienza neanche riportata, la questione del mobbing, perché mi sono concentrata, che naturalmente esiste, e ne hanno parlato anche le relatrici precedenti, ed è una realtà concreta, perché non mi sono relazionata neanche indirettamente con questo problema, per cui ho preferito evitarlo, e anche perché mi sono concentrata sulla famiglia. Noi siamo un consultorio familiare, quindi per noi la famiglia è il pilastro. Ecco, alla base della famiglia c'è un progetto di vita comune, condiviso. La relazione è orizzontale, di parità, tra i due coniugi o partner, e anche una relazione verticale con gli ascendenti, la famiglia d'origine, e i discendenti e gli eventuali figli. Al centro della famiglia c'è l'amore della coppia. Se la coppia è unita, anche la famiglia è unita, e allora sarà in grado, presumibilmente più in grado, di sciogliere anche il non facile nodo del rapporto famiglia-lavoro, di dividere i carichi, i compiti all'interno della famiglia con la comprensione della fatica dell'altro, con l'amore, con il riconoscimento del diritto di ciascuno a realizzare le proprie aspirazioni. Se la famiglia invece se la coppia è fragile, anche la famiglia è fragile. Ancora una storia e poi le altre le taglio. Irina è sposata, ha 2 figlie. Trasferendosi nella città del marito, ha dovuto lasciare il suo lavoro di interprete. Ora che la bimba più piccola va alla scuola materna, ha trovato lavoro in un grande centro commerciale, perché lei parla il russo e l'inglese. È abbastanza contenta, anche se ha un contratto di lavoro temporaneo e glielo rinnovano di 3 mesi in 3 mesi. E i turni che dovrà fare li sa solo da un giorno per l'altro. Però per la famiglia, la festa non esiste più. La domenica e le altre festività sono i giorni in cui si vende di più e il centro commerciale tiene aperto. Ora, quando il marito è libero e le bambine sono a casa da scuola, la mamma non c'è. Lei lavora, parte alle 30 e torna verso le 21. La famiglia ha diritto di vivere insieme la festa? Le altre le taglio. Allora, come vedete, sono le famiglie che pagano un prezzo altissimo al Dio lavoro, vero? Al mondo del lavoro. E quindi è vero che il mondo economico stenta a trovare una concordanza nei tempi, nelle esigenze, nelle necessità con la famiglia, però questa è la vita reale, questa è la società. Ecco, questo è un argomento che mi preme, proprio come consultorio mi preme moltissimo, per cui mi fermo un momento. Allora, le vere emergenze sono la mancanza di occupazione, la disoccupazione e il precariato. Ora, dal precariato del lavoro si arriva alla precarietà degli altri aspetti della vita. Infatti l'incertezza e il basso reddito non possono che ripercuotersi sull'impossibilità di fare un progetto a lungo termine. Se hai un lavoro, ce l'hai precario, non sai quanto guadagnerai, non sai quanto durerà, come puoi pensare di mettere su famiglia? Ecco. E quindi anche le coppie diventano precarie, ci si mette insieme senza un progetto di vita, anche perché è impossibile farlo. La perdita del lavoro, ecco, la perdita del lavoro naturalmente è l'altra tragedia che riguarda le famiglie. La perdita del lavoro è di per sé drammatica, ma è ancora più drammatica se la famiglia non ha risorse sul piano psicologico e dell'affetto, e quindi in questo caso ha veramente conseguenze devastanti. Nell'uomo sono le conseguenze più gravi della perdita del lavoro, perché l'uomo si identifica di più con il suo ruolo nel mondo del lavoro, e quindi stare sempre a casa lo può portare ad una spirale della depressione, da ansia, paura, angoscia, che può sfociare nel suicidio. L'altro filone è quella dell'aggressività, l'aumento dell'aggressività
che poi può portare alla violenza che si sfoga ovviamente in famiglia, perché l'uomo che prima andava fuori casa, adesso sta dentro casa, è irritato e irritabile, e quindi si crea quell'attrito che poi può portare alla violenza. D'altra parte che fai? Non puoi mica andare a mettere una bomba sotto la fabbrica, no? Allora ti sfoghi in famiglia. Per le donne l'uscita dal lavoro è meno grave, anche perché le donne hanno più risorse, hanno capacità di reinventarsi, o come questa filosofa dicono: finalmente sono riuscita a conciliare famiglia e lavoro, sono single e disoccupata. Io vi direi che no.